Martedì 20 febbraio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. La procreazione assistita sarà a carico del Servizio Sanitario Nazionale dal mese di aprile. Oggi ricorderemo Maria Grazia Cutuli, giornalista catanese del Corriere della Sera, assassinata in Afghanistan, e ricorderemo anche che domani è la giornata internazionale del Braille. Ma anzitutto torniamo ad Altavilla Milicia, dove ieri hanno dominato silenzio e commozione alla Camera Ardente per Kevin ed Emanuele, i fratellini uccisi insieme alla madre durante un sanguinoso esorcismo. L'arcivescovo di Palermo Lorefice ha detto: dobbiamo pregare per la conversione dei responsabili. C'è chi porta dei fiori, chi palloncini bianchi, chi piange, chi arrabbia per tutto quello che è successo. In lontananza una donna dice al marito: perché Antonella non mi parlava di questi problemi? Li avremmo risolti. Altavilla Milicia continua a piangere per la strage della villetta. L'ultimo saluto a Kevin e Emanuele viene dato in questo plesso comunale del paese in provincia di Palermo. La mamma di Antonella Salamone guarda fisso le due bare dove giacciono i suoi nipoti. Il dolore non passa, non può passare. Speriamo. Le ferite resteranno, non potremo dimenticare tutto questo orrore, ma dobbiamo guardare avanti e dobbiamo ritornare a vivere. La sorella di Kevin Emanuele poteva salvarli, nonostante la madre le avesse detto di chiamare i carabinieri. Lei non lo ha fatto, ha partecipato al folle rito, ha aiutato la coppia e il padre nelle torture e negli omicidi, poi si è addormentata. Kevin, il fratello più grande, ha lottato per vivere, ha anche dato un morso alla donna della coppia e ha tirato un quadro addosso al marito, poi però è crollato dinanzi le torture. Ad Altavilla oggi anche l'arcivescovo Lorefice. Un po' forse siamo tutti malati. Io vorrei dire, dal punto di vista sociale, dobbiamo ripensare il nostro modo di stare nella città umana, dovremmo ripensarla nel segno di una prossimità, siamo troppo distratti, ma anche come anche realtà religiose. Manuel, il piccolo di 5 anni, è stato legato al letto, torturato, percosso, gli hanno fatto bere caffè amaro e bruciato con i ferri da camino. Questa signora che parla è la mamma di una compagna di asilo del bimbo ucciso. Non riesco, ce l'ho sempre in mente, è impossibile tutto quello che è stato fatto. Non si può, neanche gli animali veramente. E adesso ci occupiamo del mistero della morte di Alfio Torrisi. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulle cause della scomparsa dell'uomo che lavorava su una nave da turismo nell'arcipelago dei Caraibi. Dalle Bahamas il corpo del falegname, originario di Giarre, è stato restituito ai familiari privo di organi, secondo la consuetudine, ci è stato riferito, di quel paese, le Bahamas appunto. È impossibile dunque effettuare l'autopsia in Italia e quindi si annuncia una importante battaglia legale. Aperto un'inchiesta dalla Procura di Catania per la misteriosa morte di Alfio Torrisi. Il 54enne era a bordo della nave da crociera Carnival, dove era stato assunto come falegname per sistemare la pavimentazione in legno dell'ultimo piano della nave. L'uomo viene stroncato da un malore quando la nave è ormeggiata a Freeport, alle Bahamas. Ancora da accertare se a causare la morte siano state le condizioni di lavoro disumane a cui l'uomo era sottoposto e se i soccorsi siano stati tempestivi ed adeguati. 4 giorni dopo il malore, Torrisi muore e lì iniziano i misteri. Il suo corpo arriva in Italia svuotato, con segature e fogli di giornale a posto degli organi. Ci siamo messi in contatto col console italiano a Nassau e dal console abbiamo appreso che gli organi sarebbero stati buttati via, questa è stata l'espressione utilizzata dal console, da personale della società di onoranze funebri. La famiglia Torrisi però ora chiede all'ospedale competente delle Bahamas di riavere indietro i vetrini delle analisi fatte per capire almeno la causa del decesso, ma ancora nessuna risposta. Trascorsi una ventina di giorni senza che si abbia avuto alcuna risposta dalle Bahamas, la Procura ha fatto una rogatoria internazionale e quindi siamo in attesa di ricevere una risposta.
Non esiste alcun giallo in relazione alla mancata presenza degli organi all'interno della salma del povero signor Torrisi, precisano con una nota gli avvocati della Tecniteac, la ditta che ha assunto il falegname per questo lavoro. Il prelievo in blocco degli organi, continuano gli avvocati, è una prassi delle Bahamas meglio nota come le Tulle Mas. Una vicenda oscura dai contorni tutti da chiarire. La famiglia di Alfio Torrisi rimane in attesa di sapere cosa sia successo al marito, al padre che non è più tornato a casa senza neanche un perché. E adesso è il momento della rassegna stampa siciliana con il nostro Angelo. Allora, cominciamo subito dalla prima pagina del quotidiano La Sicilia, eccola, la vediamo insieme. Subito la cronaca, ce ne siamo occupati ieri in maniera piuttosto ampia, una Mafalda e una dose, panificio, piazza di spaccio, retata tra Catania e l'Interland, ci sono stati 9 arresti. E poi sulla vicenda dello stupro di Villa Bellini c'è la decisione del Tribunale del Riesame, sono stati confermati 3 arresti per i giovani del branco. Parliamo anche di energia, la Sicilia, energia, un cavo tra per l'appunto la Sicilia e la Libia, c'è un piano dell'Unione Europea e anche d'Italia, l'isola sarà hub per importare elettricità dalla Tunisia ed esportare in Africa quella green europea e siciliana in eccesso. E poi ci sono ancora forse dei dubbi, con ogni probabilità ci potrebbero essere dei cambiamenti a proposito dei manager della sanità, fra esposti e vendette. Da oggi c'è la resa dei conti in commissione all'Ars, vedremo meglio nelle pagine interne, ma è inevitabile chiaramente che anche la Sicilia torni su quanto avvenuto ad Altavilla nel Palermitano. La giornata di ieri caratterizzata da lutto cittadino per le vittime della mattanza. Kevin provò a difendersi colpendo i complici del padre. Il titolo piuttosto forte sulla prima, Angeli e demoni. E poi ci sono c'è uno dei temi di cui si occupano i quotidiani, soprattutto quelli nazionali stamattina, sulla prima della Sicilia, la moglie Yulia, stiamo parlando di Navalny, avvelenato da Putin, ora passa a me la sua eredità politica, quindi la sfida di questa donna al presidente russo. Ora dalle pagine interne vediamo e approfondiamo questo tema dell'energia, perché la Sicilia sarà un doppio hub energetico, un cavo con la Libia per fornire l'Africa. Il cavidotto sottomarino si aggiungerà a quello finanziato con la Tunisia. E quindi vedremo che soluzioni energetiche si troveranno. Poi vedete la storia di Altavilla, Kevin, anche la Sicilia ribadisce, ha cercato di difendersi, la Camera Ardente e le 2 bare una accanto all'altra, l'arcivescovo di Palermo, preghiamo per le vittime, per la conversione dei responsabili. E poi ancora a Palermo ci sono polemiche, il Consiglio ha bocciato il Grey Pride ma il sindaco La Galla lo sostiene. Andiamo invece a parlare di sanità, ancora manager sotto scopa, qualche nomina potrebbe saltare. Da oggi in Commissione Affari Istituzionali l'analisi della documentazione, le opposizioni già in trincea, ma da un confronto informale emergono scontri nel centrodestra, quindi evidentemente la situazione all'interno della maggioranza, le tensioni non sono rientrate. La pagina è dedicata alla città di Catania, ma soprattutto anche alla provincia. Cominciamo con la città. Sappiamo dei lavori in corso in via Tempio, prime misure anticaos, l'inizio dei lavori per la pista ciclabile ha rallentato il traffico in entrata e in uscita dalla città. L'assessore Porto, grazie al piano predisposto dal Comune, il flusso delle auto è stato intenso ma senza ingorghi. Ma intanto ancora le vicende di cronaca, pane condito, vedete il titolo, un panificio, copertura dello spaccio di cocaina, consegne anche a domicilio, ci sono stati 9 arresti. L'esito del ricorso, ne abbiamo già parlato in prima pagina, stupro di gruppo alla Villa Bellini, riesame conferma i 3 arresti. E intanto al Policlinico un paziente morì per infezione, l'ospedale dovrà risarcire 600.000 euro. Questo è quello che scrive
la Sicilia questa mattina. Approfondiamo la vicenda di Via Tempio, primi disagi e traffico a rilento. Leggiamo ancora, partiti i lavori della pista ciclabile, da oggi divieto di sosta in via Plebiscito per agevolare chi deve raggiungere l'aeroporto, quindi ci sono delle misure, impossibile spostare il capolinea da piazza Borsellino, questo per quanto riguarda gli autobus, e le misure per alleggerire la pressione delle auto nella zona, l'annuncio dell'assessore Petralia: da oggi autobus e taxi provenienti dalla zona sud possono transitare dal porto e bypassare il cantiere, quindi sono novità nella viabilità cittadina. Lasciamo la Sicilia, siamo adesso alla giornale di Sicilia. L'apertura è dedicata ad Altavilla. Altavilla piange il suo supplizio, poca folla e tanto silenzio nel paese che riaccoglie i corpi martoriati di Kevin ed Emanuel. Il comandante dei carabinieri: un peso che la comunità avvertirà a lungo. E poi ancora l'arcivescovo Lorefice: diffidate di santoni e guaritori, nessuna violenza può esistere in nome di Dio. Queste sono le parole dell'arcivescovo. Abbiamo anche sentito, fra le altre cose, poco fa nel servizio. Poi furti d'auto ed estorsione, sgominata la banda, 12 arresti. Il blitz a Palermo, 20 in tutto gli indagati, i proprietari ricattati con il cavallo di ritorno. Ma di spaccio si parla anche, spaccio allo Sperone, ci sono state le condanne in appello. Alla Sbarra erano in 40, per 26 è stato confermato il verdetto di primo grado, per altre pene diminuite. Questa è la prima del giornale di Sicilia. Siamo sulla edizione di Palermo di Repubblica, il giorno del dolore e dei sospetti, titola Repubblica. Lacrime e palloncini bianchi davanti alla camera ardente dei due fratelli uccisi con la madre ad Altavilla, l'ombra di una rete del fanatismo, gli investigatori in cerca di indizi in cellulari e computer degli arrestati. E poi ancora sempre dalla prima pagina, il caso che leggiamo riguarda le vicende legate alla sanatoria. La sanatoria firmata da Assenza, l'avvocato degli abusivi. C'è poi un approfondimento nelle pagine interne. Andiamo subito allora nelle pagine interne per tornare su Altavilla. L'ombra di una rete del fanatismo dietro i carnefici del rito di morte. Gli investigatori sono al lavoro sul massacro, cercando indizi proprio sui cellulari e sui computer di Giovanni Barreca della coppia palermitana. La 17enne ha riferito: domenica dovevamo andare nella chiesa di Massimo e Sabrina, credo sia a Termini Imerese. Quindi ci sono nuovi particolari. Oscurate intanto la pagina Facebook di una comunità spirituale frequentata dal capo famiglia. Il racconto, poi il blitz nella villa Mattatoio, versetti sacri alle pareti e a ogni stanza un orrore. Quindi hanno conferma le parole anche del procuratore di Termini Imerese. Adulti e bambini uniti nell'omaggio di Altavilla a Kevin ed Emanuel, fiori e disegni per la giornata di lutto e dolore nel paese teatro della strage. Una foto sulla bara del più grande dei fratelli, un trattore per il piccolo. Lasciamo adesso questa vicenda per andare invece a parlare di Regione Scandali. Repubblica e scrive stamattina Repubblica: 2 volte di Assenza, avvocato degli abusivi e autore del condono. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, che all'Arsa ha stilato la sanatoria delle case sulla costa, sta patrocinando allo stesso tempo le cause di proprietari che vorrebbe salvare. Quindi insomma una sorta di conflitto, diciamo, di interessi da questo punto di vista. C'è un'altra notizia che riguarda sempre la città di Palermo. Ci sono tante notizie oggi su Palermo e parla di un caso Repubblica. L'ospedale dei bambini assume la moglie del direttore sanitario. La specialista ha vinto il concorso per cardiologia pediatrica, il marito firmò l'atto di nomina dei commissari e ora dice: segnalai la mia incompatibilità. Questo riporta Repubblica. E ancora restiamo su Palermo, perché c'è questa vicenda di cui si parla tanto. Il Consiglio lo boccia ma la Galla lo appoggia, il sostegno al Pride spacca il centrodestra a Palermo. Intanto nella giunta di Palazzo delle Aquile esce la Varchi, entra Laima e Ferrandelli scalda i muscoli, quindi politica strettamente legata alla città di Palermo. Siamo in chiusura con la rassegna stampa regionale, ma abbiamo il tempo per
leggere anche la Gazzetta del Sud. Messina, il tram cambia look, al via la prima tranche dell'investimento complessivo da 28 milioni. È stato firmato il contratto d'appalto per la radicale ristrutturazione della linea tra Gazzi e l'Annunziata, quindi insomma grossissime novità. A Messina c'è un provvedimento della Questura che riguarda proprio la Movida, o comunque in questo caso probabilmente Mala Movida, perché una discoteca è chiusa per 15 giorni dopo una maxi rissa. La questora Gabriella Iopola ha disposto, con suo decreto, la chiusura della discoteca Flexus di via Don Blasco per 15 giorni, la sospensione anche della licenza per trattenimenti danzanti. Il pugno duro quindi dopo la maxi rissa che è avvenuta il 27 gennaio scorso all'esterno del locale, a cui hanno partecipato una quarantina di giovani. Un agente libero dal servizio impugnò una pistola per riportare la calma. Questo è insomma il racconto di quanto avvenuto all'esterno di questa discoteca. Andiamo a Taormina adesso. Eredità milionaria a Palazzo dei Giurati e il dono di un docente, istituire borse di studio. La sottoscrizione dei documenti è avvenuta nella giornata di ieri, che ufficializza l'accettazione del lascito del professore Salvatore Galeano, una condizione precisa, l'istituzione però di borse di studio. E poi dalla prima sempre della Gazzetta del Sud incominciamo ad avere anche una finestra sui fatti diciamo più importanti della giornata a livello internazionale. Non solo, Tel Aviv trasmesso un filmato con i bimbi ostaggi in mano ad Hamas, è stato trovato tutto questo in un tunnel, questo filmato. E poi la vedova di Navalny è stato avvelenato, esplicita l'accusa a Putin, lo ha voluto eliminare. A Roma c'è stata una fiaccolata bipartisan. E poi in Italia il crollo a Firenze, nel cantiere erano già state rilevate diverse criticità. Sempre per restare in Italia, dai medici all'IRPEF agricola, ok al decreto 1000 proroga alla Camera, il testo ora viaggia blindato. Chiudiamo questo primo segmento di rassegna stampa parlando anche di calcio, con due notizie. Inter torna alla Champions per sognare altre notte magiche, ma intanto il Napoli cambia ancora allenatore. Ed è veramente un paradosso per la squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato. E il terzo, Napoli via Mazzarri, il calabrese Calzona è il nuovo tecnico degli azzurri. Mi fermo qui. Ci fermiamo qui provvisoriamente per la rassegna stampa, dopo quella regionale, fra pochissimo quella nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. E allora ricominciamo con il quotidiano Avvenire, la prima pagina di Avvenire, a difesa del lavoro. Questo è il titolo scelto. Sale il pressing per le nuove regole sulla sicurezza, la Schlein, requisiti del pubblico da estendere ai maxi appalti privati, un decalogo della CIS, la Reggio Emilia, un'app per i lavori PNRR. A 4 giorni dal crollo di Firenze ancora si cerca un operaio disperso, il procuratore diverse criticità, questo è quello che viene rilevato. Restiamo sempre su Avvenire, perché a livello internazionale Navalny, il testimone, va adesso alla moglie Giulia, voglio una Russia libera. E a Roma c'è stata una fiaccolata bipartisan, identificazioni e polemiche a Milano. E poi su Palermo, Brancaccio, il mito non può attendere. Leggiamo ancora, Palermo di nuovo bloccato l'asilo di Don Puglisi. Questa è la notizia che viene riportata da Avvenire. Adesso siamo sulla prima pagina del giornale, quasi tutti uniti nella piazza anti-Putin, manifestazione trasversale, questo è quello che scrive il giornale. E poi vedete la gogna mediatica, il PM archiviate Foti, ma il fango rimane, la procura Scaggione, il capogruppo di Fratelli d'Italia. Il ricordo di Costanzo a un anno dall'addio, stasera su Canale 5 si ricorderà il giornalista. E ancora lasciamo il giornale, adesso siamo
sulla Stampa di Torino. Vedete, eloquente il titolo in prima pagina e in primo piano: io sono Navalny. Queste sono le parole della moglie del dissidente che è morto qualche giorno fa in un carcere in Siberia, in Russia. E poi due analisi: avvelenato, scrivono, con il Novichok, e poi lo zar attacca le democrazie. Sono delle riflessioni evidentemente su quella che è la situazione in Russia. Così il cantiere ha divorato gli operai, il PM di Firenze, molti guai nel supermercato, ancora un uomo sotto le macerie, per restare alla cronaca. Ma c'è anche una notizia di economia che in qualche modo deve però accendere un campanello di allarme. Mirafiori, Stellantis studia il piano cinese, l'apertura di questo stabilimento per delle aziende, per un'azienda cinese che potrebbe costruire per l'appunto delle auto. Lasciamo la Stampa di Torino, adesso la prima pagina del Corriere della Sera, il virgolettato diretto: l'hanno avvelenato, la vedova Navalny a Bruxelles, continuerò il suo lavoro, statemi accanto, la fiaccolata bipartisan a Roma, Putin si fermi, e la von der Leyen annuncia: mi ricandido. Queste insomma le notizie raccolte di carattere politico ma anche di carattere internazionale. E vedete poi sulla prima ancora il massacro di Palermo, i demoni, i deliri, gli esorcismi, la setta e le tappe dell'orrore. Questo è l'approfondimento che stamattina Lara Sinignano ha in prima pagina, poi rimanda a pagina 20 e 21, e poi restiamo sempre sulla prima del Corriere: smog, i primi divieti, 9 province lombarde, siamo però in Lombardia. La notizia del giorno però, che in qualche modo coinvolgerà moltissimi giovanissimi, arriva dalla Gran Bretagna. Stop ai telefonini nelle scuole, questa è la decisione. Bando dei telefonini nelle scuole britanniche anche nell'intervallo. L'obiettivo è minimizzare il disturbo e migliorare il comportamento in classe degli studenti. Una decisione che farà discutere. Su questo anche la Regione Sicilia interverrà questa mattina, ci sarà un'iniziativa proprio del Movimento 5 Stelle con lo stesso scopo, quello di limitare l'uso dei telefonini ai ragazzini, ai social, eccetera. Vedremo che cosa decideranno. Adesso c'è la prima pagina di Repubblica: Giulia sfida Putin, è diretto anche il titolo di Repubblica. Siamo in Russia, al Consiglio europeo, appello della vedova di Navalny, l'Europa non riconosca la rielezione farsa di chi lo ha ucciso, la lotta nel gelo della madre per riavere il corpo. A Roma la Lega contestata durante la fiaccolata bipartisan, e questa è la foto per l'appunto della moglie del dissidente. Poi nel Mar Rosso gli Houthi affondano cargo inglese, al via Aspides, lo scudo delle missioni dell'Unione Europea. E lì ci sono le nostre navi militari a scudo e a protezione. Quindi. Tra l'altro insomma l'Italia ha anche un ruolo importante perché coordina queste operazioni. Quindi poi, da seguire con grande attenzione. Molta attenzione. Sì, poi il clima, la pianura padana soffoca nello smog, al limite alle emissioni a Milano, in 8 province lombarde. Insomma la situazione dal punto di vista climatico in questo momento certamente è da attenzionare, considerato che siamo a febbraio e sono state temperature piuttosto miti. Emergenza smog, lo scrive anche il Sole 24 Ore in Lombardia. E poi Borrell: 26 paesi dell'Unione Europea chiedono una pausa umanitaria a Gaza, ci sono ancora dei raid in Libano. E anche sul Sole 24 Ore la moglie Giulia: Navalny ucciso da Putin, porterò avanti il suo lavoro. E si parla ancora della Commissione Europea con la von der Leyen che si ricandida per la presidenza. Dal Sole 24 Ore adesso siamo sul Fatto Quotidiano, che ha un titolo come sempre tutto suo, perché il Fatto ha sempre delle inchieste, ha sempre degli approfondimenti. Assange, il silenzio degli indecenti, scrive, il delitto di cronaca ancora insiste, Conte non va estradato, gli altri partiti zitti o pro USA. Oggi l'ultimo appello ancora, ecco le rivelazioni sulle guerre NATO per chi paga.
E ancora, sempre sulla prima pagina, si parla della morte di Navalny. La vedova continua la sua opera, fiaccolata a Roma, fischia Romeo della Lega. E su Gaza c'è anche un richiamo, gli USA all'ONU, cessate il fuoco a Gaza, ma annunciano il veto alla risoluzione araba, quindi in qualche modo insomma sì, è favorevole per un cessate il fuoco, ma comunque la eventuale risoluzione che arriverà dalla zona dell'Arabia, da quelle zone lì, insomma non verrà diciamo presa in considerazione. L'Unità, il titolo principale: sta nascendo in silenzio un nuovo orrore. Il titolo: l'esercito europeo. Così niente meno, un orrore. Un orrore, così scrive, e poi quasi quasi ci vogliamo bene. Vedete questa fotonotizia con la Schlein e Conte in prima, che si sorridono in prima pagina. La prima anche di Libero, ne parlavamo prima. Arrivano i cinesi, grosso guaio a Mirafiore. Lo storico impianto Fiat produrrà auto con un costruttore orientale. Pechino si prepara ad invadere il nostro mercato delle vetture elettriche e i sindacati verdi festeggiano. Questo è quello che scrive Libero questa mattina. E poi Tajani, c'è un'intervista, vi spiego dove Forza Italia prenderà i voti, e quindi insomma ci sarà una strategia. Il Manifesto, si parla del prossimo fronte, insomma, della guerra. Gerusalemme, le nuove restrizioni per il Ramadan sono altra benzina sul fuoco, insomma Alaska, il prossimo fronte di Tel Aviv. E fotonotizia, come vedete c'è questa foto con il titolo incurabile, e adesso cerchiamo di capire perché. È drammatico il rapporto del governo. I livelli essenziali di assistenza sanitaria sono garantiti in 8 regioni, solo in 8 regioni su 20. In crisi la medicina di prevenzione, mentre in pianura padana è record di inquinamento da polveri sottili. Insomma, un quadro per niente incoraggiante stamattina. Abbiamo anche la prima pagina del Tempo di Roma, manifestazione in Campidoglio, vedete democratici a senso unico, alla fiaccolata per Navalny, sinistra padrona della piazza, contesta la presenza della Lega, c'è la dura replica del Carroccio, chi insulta non ha capito la lezione del dissidente, appello della vedova, continuerò la sua battaglia, lotterò per la Russia. E ancora dalla prima pagina vediamo più multe nella capitale, ma i romani le pagano di meno. Non le pagano. Non si paga assolutamente. Ma questo è il sindaco Gualtieri, dice: mo come li pago i cantieri del giubileo? E quindi insomma qualche problema per il sindaco di Roma. Sempre restiamo sulle prime pagine con la Nazione di Firenze, e quindi la tragedia sul lavoro, morti in cantiere, l'ipotesi errore di progetto, questa è l'ipotesi che si sta facendo spazio. Firenze, le prime valutazioni degli inquirenti, un calcolo sbagliato potrebbe essere all'origine dell'improvviso cedimento della trave, l'ultima ispezione dell'ASL a metà gennaio, nessuna irregolarità. Questo è quanto scrivono sul quotidiano fiorentino, quindi ben informati sulle questioni anche locali. Un grido per Navalny, tutti i partiti in piazza per l'opposizione di Putin, per l'oppositore di Putin morto. Casini, l'Italia Unita, contestata la delegazione leghista. E chiudiamo prima di salutarci anche con la prima pagina del Messaggero. Come vedete, eccola qui: Navalny, la vedova sfida Putin, Giulia accusa lo zar, l'ha ucciso con il veleno, sappiamo perché e lo diremo, poi rivela a Tajani, continuerò il suo lavoro, Trump è soltanto colpa degli Stati Uniti. Ma questo, vedete, La colpa è degli Stati Uniti, secondo Trump. Vabbè. Però c'è questa foto che ci dà il senso di quella che è stata la manifestazione di ieri sera proprio in Campidoglio. La politica tutta, quasi, insomma, si unisce alla folla per la fiaccolata in memoria del dissidente. Ci fermiamo qui. D'accordo, diamo un'occhiata al tempo e poi il primo argomento che affronteremo oggi, le novità che riguardano la procreazione assistita. State con noi, buongiorno Sicilia.
Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì in prevalenza soleggiato al centro-nord, salvo per un po' di variabilità che interesserà il nord-est. Tempo invece in peggioramento sulle regioni meridionali, specialmente su quelle peninsulari e sulla Sicilia, con l'arrivo di rovesci sparsi che potranno essere localmente anche a carattere temporalesco. La ventilazione debole o a regime di brezza lungo le zone costiere con mari in prevalenza calmi o poco mossi, localmente mossi solo al largo. Temperature in conseguente calo di qualche grado, valori massimi infatti che difficilmente andranno oltre i 14-15 gradi. Nel corso della giornata di mercoledì invece si farà strada qualche timida schiarita, specialmente sui settori settentrionali della regione. Tempo invece ancora a tratti instabile sui settori meridionali della regione. La ventilazione è ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi, temperature massime in lieve aumento, valori che si aggireranno intorno ai 16-17 gradi nelle ore centrali. Ma per tutti i dettagli vi rimando all'app gratuita di Trebi Meteo. Ma quindi cucino io Cucini oggi, tu con quello oggi. che c'è nella mystery Qui box? ci sono gli ingredienti con cui dovrai cucinare. Che puntata! Alza la mystery box. Meglio che non cucini, guarda. Cosa? Vediamo che arriva prima. Taglia. Già con pezzettino. 1, 2, Aspetta. 3, 4 e 5. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Con noi il primo ospite è il professor Ernesto Falcidia, è ginecologo. Buongiorno a lei. Parliamo delle novità che riguardano la legge di procreazione assistita. È stata approvata nel 2004, c'era il governo Berlusconi e adesso c'è una novità in arrivo. Nel mese di aprile sarà totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, pagando un ticket. Professore, cosa si intende per procreazione assistita? La procreazione medicalmente assistita è tutto quello che porta al concepimento di un bambino senza che in realtà ci sia il semplice rapporto sessuale. Tutto quello che ci sta in mezzo, dalle tecniche di basso livello, che non vengono chiamate così perché sono tecniche scadenti, ma perché impegnano poco la tecnologia, alle tecniche di alto livello, secondo e terzo livello, c'è sempre qualcosa di medicale nel mezzo. Tutto quello quindi che non è concepimento spontaneo. Alcuni dei divieti, man mano che gli anni passavano, dal 2004 sono passati 20 anni, sono caduti. Ce ne vuole elencare alcune? Assolutamente, i due più importanti sono ovviamente il divieto di inseminare più di 3, di prelevare e di inseminare più di 3 ovociti, perché era molto limitante questo, perché limita la possibilità di avere degli embrioni, più embrioni eventualmente da trasferire, e specialmente il divieto di eterologa. L'Italia era l'unico paese europeo che in realtà non consentiva l'utilizzo di gameti eterologhi, cioè non provenienti da altre coppie, o meglio non provenienti da donatori, perché esiste la possibilità che un uomo non abbia capacità riproduttive col proprio liquido seminale, che una donna non abbia ovociti, quindi la possibilità che in realtà questi si possano recepire sempre in maniera anonima. Però, e questo è un passaggio importante. Assolutamente sì, tant'è vero che nel 2005 le tecniche erano poche centinaia di eterologhi, oggi sono quasi per anno quasi 11-12 mila. Caspita. Che non è una cosa di cui siamo contenti, nel senso che alle coppie piacerebbe concepire spontaneamente, ma purtroppo esiste una patologia per la quale l'unico rimedio è la ricezione di altri gameti. È per questo che ci sono gli embrioni congelati o non c'entra niente questo? Per questo sono gli embrioni congelati, sono migliorate moltissimo le tecniche di congelamento, la possibilità quindi di produrre più embrioni e di poterli conservare per evitare lo stress della stimolazione farmacologica e del pick-up, cioè del prelievo di queste cellule uovo tutte le volte che in realtà dobbiamo effettuare una tecnica. Sappiamo oggi bene come congelarli, sappiamo bene come scongelarli, e le percentuali di successo nello scongelamento, nel transfer dell'embrione scongelato sono altissime. E la procreazione assistita, è vero professore, serve anche non soltanto per quanto riguarda le difficoltà di procreazione di cui lei ha appena parlato, ma anche per prevenire o evitare malattie genetiche? Assolutamente sì, nel 2004 era impensabile questo, non era stato nemmeno previsto. Oggi in realtà sappiamo che con la diagnosi preimpianto, che viene fatta proprio allo scopo di individuare eventuali patologie genetiche di uno dei genitori o tutte e due sono portatori, si può, fra virgolette, scartare, anche se il termine non mi piace per niente, l'embrione con la patologia ed eventualmente impiantare l'embrione sano che è stato prodotto. Ecco, tutto questo, come dire, la gestione di questo è la responsabilità
responsabilità è vostra? È sempre nostra, di chi effettua le tecniche di procreazione medicalmente assistita. E gli interessati che ruolo possono avere? Gli interessati hanno il ruolo di subire una tecnica che non vorrebbero, perché io vorrei ribadire un concetto: certo. Nessuna coppia ha piacere a fare una tecnica, nessuno aspetta i 37, 38, 40 anni per poi fare una tecnica. Purtroppo è una mancanza di consapevolezza che noi dobbiamo riuscire a gestire, non tanto fare più cicli, ma convincere le donne che in realtà le coppie prima si concepisce e sicuramente i bambini vengono in maniera naturale e migliore. Non voglio addentrarmi nell'ambito di un concetto sociologico che non mi appartiene, ma le donne ritardano la gravidanza perché non hanno il lavoro, sì, perché magari devono ancora avere il mutuo, non hanno la casa, sì, devono esplorare il rapporto di coppia, ma tutto questo purtroppo le porta a posticipare la gravidanza. Oggi come oggi si sopravvive quasi, l'età media in Italia delle donne è 82 anni. Siamo uno dei paesi più vecchi del mondo. In assoluto, ma meno male, perché sono questi sicuramente frutti della medicina avanzata. Però l'età della menopausa è sempre quella, non si è spostata in avanti. Sono le donne che hanno cominciato a programmare il concepimento più avanti, ma in realtà così non è. Quindi noi saremmo felici invece di instillare nelle nostre coppie, nei medici di medicina generale, sin dalle scuole, il concetto che prima concepisci e meglio è. Politiche per il concepimento precoce, per il concepimento giovanile, sono state fatte in Francia, in Inghilterra, in Ungheria, ora sono a natalità crescente. Noi e che tipo di politiche sono, professore? Il Family Act l'ha già programmato, che ancora non è diventato legge, il governo attuale. Che vuol dire? Vuol dire intanto bonus per gli asili nido, vuol dire ogni figlio un assegno sempre maggiore più sono il numero dei figli. Addirittura in Ungheria al terzo figlio non paghi più tasse. Una volta che fai il terzo figlio sei detassato completamente. Per le aziende che assumono la decontribuzione perché assume la donna con un figlio, un'ulteriore decontribuzione se la donna ha 2 o 3 figli. C'è tutto un programma che speriamo che questo governo possa attuare di incentivo al concepimento che sicuramente ci renderebbe più felici che fare. Ma sembra un paradosso, ma in Francia è vero che gli incentivi perché le donne possano lavorare poi alla fine hanno procurato anche nascite più frequenti che in passato. Sembra paradossale, ma in realtà è così. Si chiude un ragionamento: se ho un lavoro, posso sicuramente guardare il futuro con una maggiore tranquillità, posso fare un mutuo, posso pagarmi un asilo, ammesso che me lo debba pagare, che sono gli asili pubblici, certo, e quindi vivo sicuramente con una sicurezza nel futuro maggiore, perché il figlio è un investimento per il futuro, questo lo sappiamo, ed è l'investimento più importante che si possa fare. Quindi è l'opposto di quello che uno può pensare, no? Perché come dire, in astratto uno dice, beh, ma se lavoro non posso mettermi lì a rischiare di perdere il posto, star via alcuni mesi, eccetera. In realtà è vero il contrario. In genere è vero il contrario, tant'è vero nelle province dove c'è un maggiore, fondamentalmente l'Alta Italia, dove c'è un maggiore servizio per gli asili nido, c'è una maggiore occupazione femminile, in quelle regioni si concepisce un pizzichino di più. Ecco, e questo è importantissimo. Dal punto di vista invece tecnico-scientifico i progressi sono stati... Ma non c'è dubbio, abbiamo veramente rotto il tetto di cristallo, cioè siamo passati da un 12-15% di successi a un 33% di successi, sempre tenendo ben presente che la medicina della produzione è la branca medica con più fallimenti in assoluto. La percentuale di fallimenti è il 70-65%, ma perché così è il ciclo di concepimento umano, è un ciclo a bassa resa. Siamo migliorati moltissimo per le tecniche di laboratorio, per le tecniche di stimolazione, i farmaci, la crioconservazione, quindi miglioriamo di continuo, ma ripeto, è un miglioramento che sicuramente ci onora e ci rende sicuramente felici, però saremmo più contenti se le coppie concepissero da sole. Questo è l'appello che il professor Parciglia assolutamente sì, non ha difficoltà a ed è in realtà, come dire, prescinde anche da un'idea di senso comune, dice vabbè, ma faccio i figli un po' più avanti, perché? Ecco. Voi dovete anche servire come organi, come mass media,
a inculcare il concetto che non è vero che si concepisce oggi più facilmente rispetto agli anni 50 a 40 anni. Se guardiamo le donne che concepivano a 40 anni, agli anni 50 erano il 6,4%, parliamo di concepimenti spontanei. Sì. Oggi sono meno del 2,50%, quindi c'è Mamma anche, mia, come mai? ma perché purtroppo la fertilità è un ciclo che peggiora. Se pensiamo che l'uomo negli ultimi 100 anni ha perso il 50% degli spermatozoi, per questione di inquinamento, di stress di vita, di interferenti endocrini con cui tutti siamo in contatto, assolutamente tutti, e che le donne probabilmente anche per questo fenomeno di inquinamento certe volte vanno in menopausa più precocemente, cioè finiscono la propria capacità di concepire più precocemente, a maggior ragione oggi rispetto a 50 anni fa dobbiamo sbrigarci, fra virgolette, a concepire. Capisco bene che sono dei motivi importanti su cui noi non vogliamo entrare, però se riusciamo a rimuovere questa leggenda metropolitana che purtroppo anche le dive portano in giro, perché vanno in televisione col pancione a 50 anni ma non dicono che è stata una donazione. Quindi viene la paziente e dice: ma come X e Y, li conosciamo tutti, chi sono non li nomino, ha avuto i gemelli a 50 anni, ha partorito la cantante a 49, sì, ma sono tecniche eterologhe, non è una fertilità preservata perché oggi è più possibile, assolutamente no. Questo è il concetto, che dobbiamo rimuovere purtroppo questa mucca nel corridoio che in realtà non fa capire alle donne che devono concepire il prima possibile. Professore, e il fatto che adesso sia da aprile totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale? Speriamo. Nel senso? Nel senso che la normativa esiste, ma devono essere recepiti i fondi, trovati i fondi. Ci sono già alcune regioni virtuose nelle quali in realtà esistono sia centri privati accreditati che centri pubblici. In Sicilia tutt'oggi centri privati ce ne sono molti di più, centri pubblici sono pochissimi, dovremmo accreditare i centri privati. Mi risulta che a tutt'oggi non ci sono i fondi, ma essendo diventata la medicina della riproduzione, entrata nell'EA come lei ha detto, quindi a carico del sistema nazionale come l'appendicectomia o come l'operazione per le tonsille, esatto, dovranno essere trovati i fondi. E non senza la regione, sono quelli nazionali. In realtà la regione Sicilia ha un'autonomia nell'ambito della normativa, quindi sulla sanità. Compartecipa? Li deve trovare la regione Sicilia. Li deve trovare. E a che punto siamo? Non sono poi tanti soldi, però se pensiamo sicuramente sono meno che altre branche. Beh, questo ancora non sono aggiornato, però so che c'è la volontà nell'ambito regionale di poter coprire il prima possibile i cicli con un copayment, però. In Sicilia partiremo con un copayment. Che vuol dire? Copayment vuol dire che una piccola parte, un po' più di un ticket, dovrà essere pagato dalla coppia. Non sarà alto sto ticket? Ma diciamo che in questo momento stiamo proponendo fra le 400 e le 600 euro, perché il resto pare che la regione riesca comunque a coprirlo, però ancora la decretazione non è. E il tempo qual è? Aprile proprio? Dovrebbe essere dal 1° aprile. Primo aprile. Ci quindi riusciremo? Siamo arrivati. Manca pochissimo, ci riusciremo secondo lei, professore? Sì, prima o poi sì, assolutamente, sono fiducioso. Evviva, con questo auspicio salutiamo e ringraziamo il professor Ernesto Facciglia che ci ha spiegato tante cose per quanto riguarda la procreazione assistita a 20 anni dalla legge e questa novità che sta per arrivare fra poco più di un mese. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, nostra ospite Valeria Contadino, che è protagonista di uno spettacolo teatrale da giovedì a domenica prodotto dal Teatro Stabile di Catania, che si svolgerà nella sala futura di via Macallè a Catania. Vedete qua, il titolo è Press Card, che vuol dire il tesserino che hanno i giornalisti che vanno in giro soprattutto all'estero, e quella figura che è rappresentata dalla nostra Valeria Contadino in realtà richiama la memoria di Maria Grazia Cutuli. Maria Grazia Cutuli era una giornalista catanese, aveva cominciato il suo lavoro proprio qui, a Telecolor, poi al quotidiano La Sicilia, dopodiché era passata al Corriere della Sera ed è tragicamente morta insieme con altri 4 colleghi nel 2001 in Afghanistan. Che esperienza è l'interpretare una giornalista che perde la vita per il suo lavoro? Beh, sicuramente è un'esperienza molto emozionante, perché ripercorriamo la vita di una straordinaria donna, figlia di questa città, come hai detto bene tu, è catanese, e lo ripercorriamo sia da un punto di vista professionale,
ma anche da un punto di vista personale, nel senso che cosa c'è dietro il desiderio di una donna, di una giovane donna, quindi i sogni, le ambizioni, le paure, le delusioni, anche rispetto a un mondo che è quello del giornalismo, in cui ci sono sicuramente dei chiaroscuro che andrebbero un attimo anche svelati, no? Quindi anche puntare la luce su questi, come dire, su tante contraddizioni che ci sono. Certo. Noi non vogliamo spoilerare nulla, anzi invitiamo gli ascoltatori ad andare a vedere questo spettacolo, però è inevitabile fare un po' di domande su quello che è il contenuto di Press Card, perché i giornalisti, noi viviamo questa contraddizione di cui lei parlava, cioè da una parte ci considerano, vabbè, cose che raccontano i giornalisti, ma si dice una cosa giornalistica per dire che insomma non siamo manco sicuri che sia vero, e poi ci sono però invece personaggi come Maria Grazia Cutuli che addirittura perdono la vita per fare il loro mestiere, per andare a vedere con i propri occhi che cosa sta capitando in qualunque parte del mondo. Esattamente, infatti questo è proprio un progetto teatrale perché sul tema del giornalismo, perché credo che sia anche interessante anche per le generazioni, no? più giovani proprio fare luce su questo mondo. Credo che chi si vuole affacciare a questa professione innanzitutto si pone come interrogativo che tipo di giornalista vuole essere. Allora ci sono magari giornalisti da redazione, ci sono i giornalisti che vogliono andare sui posti per vedere le cose. Inviati. Oltretutto ai tempi di quando Maria Grazia Cutuli, che peraltro ha mosso i primi passi proprio qua in questa redazione, mi piace proprio ricordarlo, comunque voleva andare oltre, sentiva questa esigenza, proprio nel testo c'è questa frase meravigliosa che lei sentiva questo disagio di capire qual era il suo posto nel mondo, perché per lei il giornalismo non era soltanto una professione ma proprio una missione. E quindi viviamo all'interno di questo mondo anche, come dire, uno sbalzo, cioè ci sono magari figure di giornalisti che sono al top e poi magari c'è una parte di professionisti validi, bravissimi, che magari non riescono mai ad emergere, perché sono tante figure che si vogliono approcciare a questa professione. E anche all'interno di questo mondo anche la figura proprio della donna, perché Maria Grazia Cutuli era una giovane donna con tutte le difficoltà che ci sono, perché a mio avviso ancora oggi, a distanza di 20 anni dalla sua morte, non è che questo settore, come tanti altri per carità, accolga, sia molto inclusivo nei confronti del genere femminile. Il famoso gender gap riguarda anche il nostro mestiere, vero? Sì, poco fa parlavamo, cioè il professore Falcidia proprio diceva questo, no? Che magari una donna si sente più a suo agio in una condizione lavorativa più protetta. Mi veniva da pensare allora una giornalista che fa l'inviata deve scegliere, no, se essere donna o lavoratrice. Questi sono sempre degli interrogativi che sono per la donna, giustamente per l'uomo, non giustamente, ma non ci si pone questo interrogativo, certo. Perché? Certo che pensare che Maria Grazia Cutuli, che noi tutti quando è successa questa tragedia siamo rimasti estremamente colpiti, erano gli anni terribili, il Golfo, c'era stata la prima guerra, c'era stata l'invasione dell'Iraq, insomma lei aveva soltanto 39 anni. Sì, aveva tutta la vita davanti, è stato un sogno spezzato, peraltro. Questa per lei era un'occasione, lei ha chiesto al direttore Ferruccio De Bortoli, il quale l'aveva comunque richiamata, il direttore del Corriere della Sera, la testata per cui lavorava. Che è il quotidiano più importante d'Italia. È il quotidiano più importante d'Italia, e lei già collaborava col Corriere da un po' di tempo, era lì come collaboratrice.
E lui l'ha richiamata e ha detto adesso vieni, dai il cambio. Lei aveva compiuto gli anni da poco, il 26 ottobre, e ha chiesto proprio ti prego lasciami stare qua come regalo di compleanno, perché aveva fatto un'importante scoperta, stava seguendo una pista, infatti poi ha scoperto questa base di gas sarin che apparteneva ai combattenti di Bin Laden. E poi il 19 novembre, cioè il giorno stesso in cui è uscito l'articolo nel Corriere della Sera del ritrovamento di questo gas nel vino, l'hanno assassinata. E lei è morta insieme a altri quattro, erano quattro, facevano questa inchiesta, diciamo. Ma loro stavano percorrendo la strada da Islamabad a Kabul, perché entravano da sud per andare in Afghanistan. E in questo tragitto ha fatto questa scoperta, questo ritrovamento, quindi comunque devono andare a Kabul. Erano un insieme di auto, loro la prima era un convoglio con altri 4 giornalisti, uno era l'inviato del Mundo, Julio Fuentes, gli altri 2 della Reuters, e poi ce n'era anche un altro australiano e anche l'autista comunque, che era invece afgano, anche lui, hanno assassinato anche lui. Ma credo che non sia, personalmente credo che non sia collegato al ritrovamento. No, è stata una rivendicazione semplicemente dei guerriglieri di Bin Laden. Per un'attrice che come lei, che come dire, si immedesima come poi tutti i protagonisti delle diciamo così, delle pièce teatrali in un personaggio, che esperienza è? Che cosa significa entrare dentro la psicologia e anche l'esperienza di una giornalista giovane ma così brillante come Maria Grazia Cutuli? Allora, io ho avuto la possibilità, grazie appunto a questo progetto, di conoscere chiaramente bene la figura di Maria Grazia Cutuli, anche grazie al fratello Mario, che ringrazio moltissimo, tutta la famiglia, perché sono stati molto generosi, ho raccolto molto materiale, molti dei suoi articoli, fotografie. Quindi lei ha avuto bisogno di... Sì, assolutamente sì, chiaramente sì, mi sono proprio documentata. Immergersi certo, nel mondo di Maria Grazia. Ed è emerso che Maria Grazia era una ragazza sicuramente molto coraggiosa, introversa, ma molto professionale, era proprio dedita al lavoro, e amava le cose belle, non ostentava, ma era una che sapeva capire la qualità e le cose belle. E viene definita da una fonte, da un libro che è stato scritto su di lei, una sciafallaria, cioè dire era strana perché come tutte noi donne che non che non corrispondiamo esattamente a degli schemi ben precisi, veniamo definite un po' strane, no? Come io sono una mamma di 5 figli, però insomma questa comunque va in tournée, un po' strafallare, le piace stare fuori. Questo è molto... È difficile interpretare il ruolo di Maria Grazia Cutuli? No, perché cioè, emotivamente sì, ma mi piace vederla come un'Antigone, se proprio devo associarla a dei personaggi. Antigone, quindi sì. siamo alla cultura classica proprio. Sì, perché lei comunque era una giovane donna coraggiosa che in qualche modo, a modo suo, chiaramente con la sua professionalità, le piaceva solleticare, provocare il potere, se intendiamo la comunicazione come da un lato come potere, ma lei invece credeva proprio nell'informazione, nella penna, come proprio arma bianca per poter invece essere costruttori di pace. Bellissimo questo. Allora, Press Card con Valeria Contadino che interpreta Maria Grazia Cutuli, questo personaggio straordinario del giornalismo che un po' fa giustizia delle tante cose che purtroppo vengono dette non sempre bellissime nei confronti della nostra categoria. Da giovedì a domenica alla Sala Futura di via Macallè 4 a Catania, per iniziativa naturalmente produzione del Teatro Stabile. Prego. Volevo aggiungere che la regia è di Luana Rondinelli, che ne cura anche il testo insieme a scritto il testo insieme a Gaetano Savatteri. Le luci sono di Gaetano Lamela e le musiche di Fabio Abate. Evviva! Da giovedì alla Sala Futura in via Macallè. In bocca al lupo. Grazie, e grazie per essere stata con noi. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo di altro, parleremo della giornata internazionale del Braille. State con noi, buongiorno Sicilia.
Sicilia ospitiamo Rita Puglisi, che è presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Catania. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. La ospitiamo perché domani sarà la giornata internazionale del Braille, che è il sistema, diciamo così. Che cos'è il Braille? Il Braille è il sistema di lettura-scrittura dei ciechi, dei disabili visivi. E come si svolgerà questa giornata? Ma noi l'abbiamo voluta intendere chiaramente insieme ai ragazzi delle scuole e abbiamo voluto fare un open day per i ragazzi più grandi. Lei sarà protagonista di questo Open Day? Io diciamo che insieme a tutto il gruppo, perché si lavora insieme chiaramente, cerchiamo di rendere anche queste giornate più appetibili ai ragazzi, alla società civile, nel senso di, infatti nella nostra locandina c'è il semaforo e poi c'è scritto attenzione, disabilità uguale opportunità, guardiamo oltre. Stiamo proprio illustrando questo che lei ci sta raccontando in questo momento, sì. I luoghi dove si svolge questo guardiamo oltre, quali sono? È proprio la nostra sede, che è in via Louis Braille, esattamente proprio qui dietro il giornale della Sicilia. Quindi siamo dalle parti della circonvallazione, sì, per capirci. No? Sì. E che cosa abbiamo voluto, stiamo volendo dire ai ragazzi? Noi stiamo dando due messaggi, perché ci sono i ragazzi di quinto liceo, del Galilei e dell'Archimede, del Ferrari e dell'Enrico Fermi, e poi ci sono insieme ai nostri ragazzi ragazzi di terza media e di primo liceo. Quindi prevalentemente sì. Diciamo, gli invitati a partecipare sono gli studenti, le studentesse, sono gli giovani e non giovanissimi, diciamo. Sì, perché a quelli più grandi vogliamo far vedere le possibilità che un ente di terzo settore, come il nostro, chiaramente, può offrire come orientamento formativo e anche domani lavorativo. E questo è importante perché sono tante le figure professionali coinvolte, che voi avete coinvolto e che volete in qualche modo che i ragazzi conoscano, è vero? Esattamente, e sono tutto lo staff nostro, a partire dal direttore sanitario, l'equipe medica che è formata da un neuropsichiatra infantile, ortottisti, fisioterapisti, tecnici dell'orientamento e la mobilità e via discorrendo. All'interno c'è anche tutto un discorso di pensionistica, legali, amministrativi, quindi ormai le aziende di terzo settore possono rappresentare anche uno sbocco lavorativo abbastanza importante sul nostro territorio. E quindi ai ragazzi parleremo del Braille e poi parleremo di un tema molto importante che è l'attraversamento stradale. Infatti nel programma, se voi potete vedere, a parte il prefetto che ringrazio, il vescovo che ha veramente accolto di buon grado questa iniziativa insieme ai ragazzi, c'è tutta, diciamo, la polizia stradale e la polizia municipale, perché vogliamo far vedere come un attraversamento in una via come la nostra, dove le macchine veramente corrono senza capire, ovviamente perché non è segnalato in alcun modo, che lì c'è un punto dove i cittadini passano le visite oculistiche, che ci sono persone che hanno un passo diverso rispetto a una persona che può attraversare vedendo, che ci sono bambini, passeggini, tanto che a volte appunto non vediamo. Sì. E quindi cerchiamo di guardare oltre e di capire che può avere un senso Ora, l'attraversamento stradale, scusi se la interrompo, che purtroppo abbiamo visto a Catania in certi punti è stato anche tragico per
per persone normovedenti, diciamo. Per gli ipovedenti è particolarmente, come dire, importante avere i semafori sonori, se non sbaglio, infatti, giusto? Mi pare che sia questa la... Infatti noi chiediamo un semaforo sonoro, chiediamo delle strisce evidenziate, perché tante volte la persona ipovedente, se non ha la striscia evidenziata, e praticamente poi la striscia scolorisce e non la vede più nessuno. Certo. E quindi sono quelle piccole, grandi cose che rendono civili una città. E noi a che punto siamo? Ci dica la verità. Noi dobbiamo lavorare nella nostra città e noi siamo pronti come associazione a collaborare, come lo facciamo ogni giorno. Io dico sempre, non solo, noi non lavoriamo per i disabili visivi, che poi sono i cittadini, noi lavoriamo per tutti i cittadini, perché per essere un paese accessibile non si deve avere una disabilità, deve essere per tutti. Quindi diciamo il messaggio che noi vogliamo dare. Questo è molto bello, perché poi per esempio i semafori sonori possono riguardare anche altre categorie di persone che hanno, diciamo, queste esigenze. Ma è vero che farete anche un fumetto? Sì, ecco, allora appunto io ringrazio. Come si fa? Vediamo. Esatto. Che vi siete Purtroppo inventati? non l'ho portato, ma volevo fare vedere il prototipo che stiamo creando. Come ve lo siete inventato? In pratica... Appunto, sempre per essere insieme ai ragazzi, sempre di più, perché a volte è vero che noi disabili siamo ormai da anni all'interno delle scuole, però anche lì no, ci vuole qualcosa che unisce i nostri ragazzi, certo, con tutti i ragazzi. E allora per i ragazzi di terza media e primo liceo, dove c'è anche la presenza dei nostri ragazzi, la stamperia che ci collaborerà col suo presidente Enzo Guelli, permettetemi di dire uno staff di tecnici, perché a volte noi non consideriamo, no? Ci siamo noi leader eccetera, ci prendiamo i meriti, ma in realtà dietro c'è una macchina di persone e tecnici che voglio ringraziare, se mi permette, per il grande lavoro che fanno in stamperia, non solo dei libri braille, e noi li chiamiamo il large print, che sono i caratteri ingranditi per gli ipovedenti, ma i disegni in rilievo, che sono fantastici e che sono fatti da persone che sono degli artisti, dei pedagogisti, delle persone che tecnicamente non so neanche io come possono svolgere un lavoro così bello, creativo e ammirevole. E allora cosa abbiamo fatto? Ci siamo inventati una storia di questo personaggio che si chiama IA, intelligenza artificiale. Però ed grande attualità. Esatto, è il tema di oggi. ed è un robottino un po' sgangherato che trova di tutto e di più nelle nostre città e che cade, perde pezzi, perché ancora non è abbastanza perfezionato, e la nostra città purtroppo ha buche, monopattini lasciati ovunque eccetera. Assomiglia un po' a Catania. Esatto, assomiglia proprio a quello. Noi lo vogliamo raccontare un po' col sorriso, però facendo capire che ci sono delle problematiche reali. E poi c'è il sogno, che è quello di volare. Il robottino vola con la mano insieme a un bambino cieco e sogna veramente sotto un tappeto volante una città accessibile, con quelle caratteristiche che per tutti è un po' un sogno, ma noi ci lavoriamo perché è un sogno realizzabile. Ma noi non possiamo che farle i complimenti. Grazie. Rita Puglisi, presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Catania, dando l'appuntamento per la giornata di domani alle 9. Vogliamo ricordare l'indirizzo? Sì, per anche... via Louis Braille 6 Catania. E da che parte è qua? Proprio È qui dove c'era una volta l'Humanitas, a fianco al seminario arcivescovile. Sì. Ci siamo noi, ripeto sempre, per tutti i cittadini che devono avere cura dei propri occhi,
noi abbiamo gli ambulatori pediatrici e per adulti a prezzi da ticket. Lo dico perché oggi a volte fare una visita oculistica anche negli ospedali non è a volte semplicissimo, e quindi venite pure perché diventa fondamentale la cura, la prevenzione, soprattutto per i bambini, per i grandi, per tutti quanti, perché l'occhio è, dico io, per chi ha il piacere, è una parte talmente bella per il viso, per quello che rappresenta e per l'autonomia, perché la libertà non ha prezzo. No? La sua generosità rischia di commuoverci. Lei è straordinaria, davvero, complimenti. Grazie, Rita Puglisi. dottore. E appuntamento a domani, quindi verso la sede dell'Unione Italiana Ciechi di Catania. Grazie per essere dottore. stata con noi. A tutti. Noi adesso rimanga pure lì, verremo noi tra poco. Intanto facciamo partire l'almanacco, poi andiamo avanti. Buongiorno Sicilia. L'herpes è una fastidiosa malattia. Per curarla esistono dei rimedi naturali molto efficaci come la camomilla, che ha proprietà antinfiammatorie. Per sfruttare i benefici della camomilla basta fare degli impacchi leggeri con una tisana calda preparata con un cucchiaino di fiori essiccati per ogni tazza di acqua. Vi portiamo alla scoperta di un luogo magico e misterioso, dove perdersi e ritrovarsi tra siepi di bambù alti 6 metri. Si tratta del labirinto della Masone, una meraviglia architettonica che si estende per 7 ettari nel cuore dell'Emilia-Romagna. Il suo creatore è Franco Maria Ricci, noto editore e collezionista d'arte, che ha realizzato il suo sogno insieme agli architetti Piercarlo Bontempi e Davide Dutto. All'interno del labirinto si nasconde anche una ricca collezione di opere d'arte, libri rari e oggetti preziosi. Quando non abbiamo più niente da dare, quando siamo proprio al limite delle nostre forze e quando siamo in una situazione disperata, diciamo di essere alla frutta. Ma perché usiamo questa metafora? Perché la frutta è l'ultima portata di un pasto, quella che chiude il cerchio. Quindi questa espressione ha radici antiche. Già nel Medioevo Dante la usava nella sua Divina Commedia. Oggi la usiamo spesso in modo ironico, sarcastico, per commentare le nostre sventure. Eccoci di nuovo in diretta, è il momento di chiamare Marco Amato che alle prese con il suo caffè, con la sua meravigliosa tazzina floreale, che bella! Ebbene sì, è floreale e opalescente, ha un tipo di smaltatura che la rende iridescente e cangiante e la trovo molto elegante. Buongiorno Sicilia! Buongiorno a te, ma meravigliosa anche la tua giacca, naturalmente nel contesto più bello, questo tuo, questa sala è così ben che bello, guarda, alle tue spalle vediamo delle cose meravigliose. Senti, oggi bersagli tuoi chi sono? Allora, bersagli, torno a parlare di stelle e di Hollywood, che mi piace tantissimo, perché mi è molto incuriosito una scorpionessa che ha ricevuto un premio molto particolare, perché siamo a poca distanza dagli Oscar, ma prima degli Oscar la tradizione vuole che vengano consegnati i BAFTA Awards. Cosa sono? Sono dei premi che precedono e sono propedeutici agli Oscar e si svolge questa manifestazione nella storica cornice del bellissimo e sontuoso Royal Albert Hall Hotel. Ecco, i BAFTA quest'anno hanno premiato sicuramente Oppenheimer, di cui abbiamo parlato moltissimo, figuratevi che ha ricevuto ben 7 BAFTA, quindi 7 premi tutti su un film. Come avevamo predetto tra l'altro da Antenna Sicilia, visto che l'astrologo ce l'hanno bravo, il film ha assolutamente fatto un record di incassi ed ha ricevuto una serie di riconoscimenti assolutamente meritati proprio per l'altissima qualità narrativa e lo spessore del film. Ma la protagonista attoriale non appartiene a questo film, perché è stata premiata la signora Emma Stone. Emma Stone, e non per
Ebbene sì, e non per Oppenheimer, ma per Povere creature, un film in cui un altro attore che mi è molto caro è Ralph Buffalo, che è lo scienziato pazzo, che risuscita letteralmente il personaggio di Emma Stone. Tra l'altro un personaggio molto curioso e creativo, per cui questa resuscitata, un po' queste storie ottocentesche, un po' ossianiche, ma molto leggere, non è niente di orrorifico, si scopre praticamente una grande attivista sociologica proprio perché ottiene una specie di dono di lunga vita o di immortalità, non si capisce bene dalla trama del film, e passa il suo tempo a viaggiare nel mondo proprio proponendo delle evoluzioni sociologiche in termini di diritti civili, di donne e di politica. È un personaggio che mi ha molto affascinato, mi ha ricordato proprio in quanto Scorpione, proprio perché il segno più legato al regno di Ade proprio, il fatto che c'è questa discesa tradizionale mitologica di Core che diventa Proserpina sposando Plutone negli inferi, appunto. Avete mai fatto caso che il segno della Vergine è una M vulvata e che dopo la bilancia che sancisce i patti, i contratti, la legge, il matrimonio, lo Scorpione ha il glifo di una M caudata? Lo zodiaco ci vuole suggerire quei simboli che la vita a volte si passa per una morte figurativa, chiaramente, che è sempre indice di trasformazione, e ancora una volta lo Scorpione si conferma il segno più misterioso e affascinante, capace, come ho detto ieri, segno della crisi, di risorgere e di reinventare una vita tutte le volte che le serve. Allora, complimenti a Emma Stone, ma torniamo a parlare di astrologia, perché oltre a essere protagonisti Marte e Venere che si abbracciano in Acquario proponendo amore libero, diritti e libertà, ecco che la Luna oggi dal Cancro crea un accordo con Urano. Urano è pianeta della libertà, appunto, quindi siamo in un momento storico di sentimenti che si esplicano, di dichiarazioni d'amore, anche di affermazioni di nuove forme affettive. Questa configurazione zodiacale chiaramente porta bene un po' a tutte le regioni zodiacali, quindi sicuramente benissimo gli Acqua, Luna in Cancro, Sole in Pesci e lo Scorpione con un Plutone così attivo, sicuramente sono i protagonisti di questo momento zodiacale, quindi benissimo i segni d'acqua. I Terra se ne avvantaggiano proprio perché il rapporto della Luna oggi, Urano è in Toro, fa agire Toro e Vergine in una maniera risolutiva e molto efficace, mentre invece il Capricorno per adesso svetta su tutti il padrone della situazione. Capricorno oggi ricevono una bella notizia, quindi complimenti ai Capricorno. Cosa accade agli Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario? Sicuramente sulla scia dell'ammasso planetario acquariano godono tutti di una ritrovata vis sociale e i Gemelli stanno di nuovo innamorandosi. La Bilancia che fa un po' i capricci questa settimana e che tiene il coltello dalla parte del manico e che vuole dettare le sue condizioni in amore. L'Acquario assolutamente stroso e stravagante si interessa di mille cose e oggi ha un risvolto un po' più pratico, un po' più oggettivo, proprio perché deve sbrigare alcune cose magari in banca o magari legalmente, dopodiché ha tutto lo spazio per sognare. Stasera è una serata brillante per Acquario. Il fuoco sono quelli un po' messi in sordina, prima di tutto il Leone, proprio perché l'ammasso planetario Acquario è in opposizione a loro, quindi è un Leone per adesso pensieroso e con tutta una serie di obiettivi da raggiungere. Ariete trova la passione con una persona del passato e Sagittario ritrova gli amici e la comunicazione. E detto questo, vi auguro una splendida giornata. Grazie carissimo Marco, anche a te naturalmente. Viva le stelle che tu ci fai avvicinare, ma noi invece adesso andiamo a guardare le cose di oggi. C'è ancora qualche notizia? C'ho una curiosità che arriva da Parigi però, perché porte chiuse, luci spente, la Tour Eiffel è in sciopero. Perché? Perché la struttura è vecchia e manutenzione in ritardo, troppo alti i canoni comunali. Adesso la minaccia qual è dei sindacati? Bloccare l'accesso anche durante le Olimpiadi, quindi insomma
Vedremo come andrà a finire questa Invece passiamo al passato e andiamo al 20 febbraio del 1816, quando a Roma è andato in scena per la prima volta il capolavoro di Rossini, Il barbiere di Siviglia. Ma la prima non è stata un successo, ecco le immagini, il pubblico ha fischiato e ha deciso che l'opera, quindi ha deriso l'opera a causa di alcuni incidenti sul palco, rivalità fra i cantanti. Succedevano anche allora queste cose. Ma il 20 febbraio è anche il giorno in cui apre i battenti a New York il Metropolitan Museum of Art, uno dei più grandi e importanti musei del mondo. Il MIT, o come viene chiamato, conta più di 2 milioni di opere. Un altro evento che ha segnato la storia del 20 febbraio è la pubblicazione sul quotidiano parigino Le Figaro del manifesto del futurismo, documento scritto da Filippo Tommasi Marinetti, che dà vita ad uno dei movimenti più rivoluzionari e provocatori dell'arte del Novecento. Il 20 febbraio del 1935 Caroline Mikkelsen, che non è questa perché non credo sia lei, è la prima donna a mettere piede in Antartide, il continente più freddo e inospitale Questo è il del manifesto mondo. del futurismo. Fino ad allora nessuna spedizione antartica, eccola qua, includeva le donne. Complimenti a Caroline Mikkelsen, che è la prima che arriva in Antartide. Il 20 febbraio del 1958 è anche il giorno in cui in Italia viene approvata la legge Merlin, dal nome della sua creatrice, la senatrice socialista, la vedete, Lina Merlin. La legge stabilisce la chiusura delle cosiddette case chiuse, le case di tolleranza e l'introduzione di sanzioni per lo sfruttamento della prostituzione. Un altro evento che ha segnato la storia, siamo al 20 febbraio, è l'acquisto dell'Associazione Calcio Milan da parte di Silvio Berlusconi. Vedete per l'appunto Sacchi e Berlusconi con la Coppa delle Grandi Orecchie, la Coppia Campioni. Il 20 febbraio dell'86 il cavaliere, che possiede la Fininvest, diventa il proprietario del Milan, risolleva le sorti della società e intraprende una campagna acquisti che è finalmente all'altezza del blasone rossonero. Il 20 febbraio del 1988 è nata Rihanna, eccola qua, che ha esordito a 17 anni e è diventata presto una star planetaria. Il 12 febbraio dell'anno scorso ha regalato al pubblico una performance memorabile durante lo show di intervallo del Super Bowl, la finale del campionato di football americano. L'esibizione di Rihanna è stata la più seguita della storia della manifestazione, con 121 milioni di ascoltatori in America, e qui ne vedremo un estratto con il quale vi salutiamo, vi auguriamo buona giornata. Naturalmente il titolo è quello famosissimo, Umbrella, l'ombrello. Buongiorno Sicilia. Domani. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky.